Fiori e piante protagonisti domenica insieme ai prodotti tipici del territorio. Sarà una giornata all'insegna dell'agricoltura, quella che si svolgerà il 9 ottobre a Padova. Due gli appuntamenti organizzati da CIA in collaborazione con il comune di Padova. Torna Ghetto in Fiore, manifestazione giunta alla sua 21ª edizione, Generazioni in Campo, festa dell'agricoltura in Piazza delle Erbe. Ci saranno produttori, ci saranno iniziative, ci saranno dei concerti, ci saranno dei laboratori anche per i più piccoli. Una festa, occasione per avvicinare i padovani ai prodotti locali e alle eccellenze del territorio in un periodo difficile per il comparto agricolo, segnato dalla siccità estiva e dal caro prezzi. Per l'agricoltura è un momento estremamente difficile. Come tutti gli altri settori produttivi ci troviamo in difficoltà rispetto al caro energia, rispetto all'aumento delle materie prime e comunque alla non corretta ripartizione del valore dei nostri prodotti che dopo vengono venduti alla grande distribuzione al pubblico. Crediamo che la via d'uscita da questo, come è stato per il Covid, sia quello di fare sistema, di essere uniti, di trovare collaborazioni e di riconoscere a tutte le parti, a tutti i soggetti che fanno vivere l'economia e il territorio il giusto riconoscimento anche sotto il profilo economico.